E proprio a proposito di porte chiuse, lo 0-0 in casa già di solito è un ottimo risultato in tempi di pace. Adesso con la pandemia le porte chiuse si gioca, il fattore campo conta di meno, dunque al ritorno sarete favoriti, è così? Quando dici che siamo favoriti mi viene da sorridere, con l'Atalanta non si è mai favoriti, l'Atalanta è una squadra tosta, una squadra che gioca a tutto campo, una squadra che abbina grande fisicità con grandissima tecnica e oggi ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo cambiato, al di là, abbiamo fatto 3-4-3, ma abbiamo tanti giocatori che stanno giocando. Elmas non giocava 2 partite di seguito da tantissimo tempo e bisogna stare attenti perché si rischia di perdere. Zielinski uguale, ha fatto tantissime partite, bisogna fare delle scelte. Adesso prepariamo, facciamo la conta, chi ha recuperato, perché si gioca ogni 3 giorni, bisogna mettere gente fresca in campo. Si sa, secondo me abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, potevamo fare qualcosa a livello in avanti, qualcosa in più, ma in questo momento siamo corti in avanti, lo sappiamo bene. Osimhen negli ultimi 10 minuti mi è piaciuto, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare meglio in fase offensiva. Ecco, intanto ha dimostrato un grande coraggio, la difesa a 3 non l'aveva praticamente mai fatta, almeno dall'inizio. E perché di questa scelta? L'ho detto prima, perché c'è bisogno di gente fresca. E Zielinski e Elmas avevano speso tanto con tutti gli strumenti che abbiamo visto, anche parlando che i giocatori non stavano bene al 100%. Lobotka secondo me è un vertice basso, non può fare la mezzala, Bacca uguale, Dem è uguale, capisci che in questo momento abbiamo difficoltà per giocare con un centrocampo a 3 se non abbiamo Elmas e Zielinski. E dopo mi era piaciuta, giocando anche, vedendo anche loro quando giocano con le difese a 3 che vanno un po' in difficoltà, l'abbiamo provata in un giorno e ci è andata bene. Studio. Grazie, buonasera Rino, buonasera. Allora, il nostro tavolo, Bruno Giordano, Teotino e Stefano Mattei, poi buonasera, la faccio io per ultimo questa volta la domanda. Parto da Stefano Mattei, prego Stefano. Beh, la domanda è un po' diretta, siccome per me Gattuso, oltre ad essere un grande allenatore, è soprattutto un grande uomo, che purtroppo si trova un po' in difficoltà in questo mondo pieno di ipocrisia. Invece lui parla e risponde: non mando via nessuno, non caccio nessuno, non sto mettendo alla porta Giuntoli. Si aspettava Gattuso un altro tweet: non sto mettendo alla porta nessuno, non sto mettendo alla porta Gattuso? La messa si fa una volta al giorno, io la messa l'ho fatta e adesso parlate di calcio, basta. La mia messa l'ho cantata, l'ho parlata, adesso parliamo di calcio, è la cosa più importante, perché sennò qua non se ne esce più fuori. Va bene, grazie Rino. Gianfranco Teodino, vai Gianfranco. Vabbè, allora parliamo di calcio. Rino, buonasera. Questa difesa 3-5, diciamo come ci pare, insomma, è una soluzione soltanto di emergenza per la stanchezza dei giocatori, per il fatto che comunque Osimhen non è pronto, Mertens non c'è, oppure è un sistema di gioco che lei pensa di riproporre anche quando sarà pieno organico? Dipende, direttore, dipende anche dai giocatori che abbiamo fuori, che rientrano, i giocatori che stanno bene, bisogna, in questo momento giocando ogni 3 giorni è difficile, dipende anche dalla condizione dei giocatori, chi recuperiamo e dopo bisogna anche lavorarci un po', perché fare 1/2, lavorare sul video, più sul video che sul campo è difficile. Sicuramente ci dà in fase difensiva più equilibrio, ma in fase offensiva qualcosa perdiamo sicuramente. Bruno Giordano. Ciao Rino, ti volevo dire, sono stati rispettati gli ordini da parte della squadra e credo di sì, perché credo che poi questo è un discorso che va fatto nei 180 minuti. Con uno 0-0 e ti può permettere di andare a Bergamo, pareggiare anche una partita con un 1-1 vorrebbe dire passaggio del turno. Io penso che il primo tempo abbiamo sbagliato 3 o 4 scivolamenti, quando Koulibaly rompeva su Muriel, abbiamo scivolato noi in modo benissimo in zona centrale con Manolas, l'abbiamo sbagliato quando abbiamo preso le 2 imbucate, una a Cottolò e una con Deron se non sbaglio. Potevamo fare meglio quello, secondo tempo molto meglio, però sicuramente in fase di possesso, quando giochi in quel modo là, se non sei propositivo con i quinti, lo sviluppo del gioco poi può venire in maniera non soddisfacente. Penso che su questo aspetto dobbiamo migliorare, però in fase difensiva la squadra mi è piaciuta molto. Buonasera Gattuso, allora, i numeri non sono mai importantissimi, però qualcosa indicano.
Prima guardavamo con Gianfranco Teotino, che è sempre molto attento nella dovizia dei particolari numerici, che nelle sue 7 semifinali da allenatore sono 7 pareggi, per ben 4 volte degli 0-0, poi o 0-1 o 1-1 o 1-0. Questa costante del pareggio con pochi gol. Soprattutto dei pochi gol, no? Soprattutto dei pochi gol, sì, è vero. Sono 5 pareggi, di cui 4 per 0-0. Però è andata bene in genere, no? Appunto, quello era. Mi sta toccando le parti sotto, ragazzi. Andiamo da Bruno Gentili, grazie. Bruno. Sì, ciao Rino, buonasera. Allora, Ciao Bruno. Ciao. Questa sera hai giocato con un tridente piuttosto leggero, no? Al quale era un po' difficile far arrivare il pallone, se non attraverso una trama di passaggi che però naufragava, perché l'Atalanta vi ha fatto una certa pressione, insomma, vi ha soffocato. Sì, volevamo, secondo me l'abbiamo fatto bene, perché Lorenzo si faceva trovare molto bene, sicuramente abbiamo pagato un po' di fisicità, quando loro vengono sulla figura sono devastanti, e sicuramente abbiamo pagato un po' di fisicità. Secondo me potevamo fare meglio sia Coppolitano che Lozano, dovevano stare un po' più vicine. Quando prendeva palla Lorenzo potevamo, un paio di volte ci siamo riusciti, potevamo palla Lorenzo, giocare vicino a loro due e andare a cercare un po' di profondità. A tratti ci siamo riusciti, a tratti no, e sicuramente un po' di fisicità l'abbiamo pagata, però ripeto, sapevamo le difficoltà che potevamo avere, perché loro è una squadra che ti gioca addosso. Una squadra Petagna prima, Rino no, Bruno, ti ho detto che si gioca ogni 3 giorni. No, certo, per questo, figlio mio, l'hai tenuto in panchina, se certo. si fa male Petagna È finita. Dove andiamo? Certo. Giochiamo io e te, ci mettiamo io e te parrucchino, se no guarda che facciamo buone cose. chiamiamo Bruno Giordano, si mette al numero 10 e viene a giocare a Bruno. Facciamo buone cose. Beh, Bruno Giordano ancora qualche colpetto potrebbe avere. Senta, a proposito di numeri 10, come sta Insigne? Poi la lasciamo, Ho preso una botta a polpaccio e gli dà fastidio, adesso domani lo valutiamo. Non so se A proposito, Simona... Marco, scusa, Prego, Simona. volevo chiedere a Rino, prima di salutarlo, come sta Mertens, qual è la situazione della caviglia, perché sta penando e non poco, in quanto tempo pensa di poterlo riavere? È in Belgio, sta facendo le terapie, sta lavorando ancora, non è al 100% e penso che ci vorrà ancora un po' di tempo. Grazie. Grazie a voi. Fabian Ruiz è ancora positivo, sì. Però domani se non sbaglio è il 21° giorno e penso che se darà il permesso l'ASL può venire a allenarsi a Castelvolturno a livello, può fare allenamenti da solo e può uscire di casa. Se non sbaglio domani è il 21° giorno. Comunque Rino, guarda, per chiudere con un sorriso, a 40 anni Bruno Giordano segnò 40 gol nel Monterotondo, quindi sì. 40 anni hai fatto 40 gol, questo è un dato, te lo dico io. Il problema è che Bruno, io me lo ricordo, forse qualche ragazzino non se lo ricorda, Bruno è stato un campione, è stato un giocatore con grandissima classe, ha fatto tantissimi gol, e me lo ricordo bene. Non mi devi ricordare i 40 gol, racconta i gol che ha fatto in Serie A, non con Monterotondo. Grazie Rino, buona serata. Ciao. Grazie. Abbiamo scelto così, mi è piaciuta molto, abbiamo provato poco perché abbiamo provato in un giorno solo e sicuramente vediamo se in futuro la rifaremo o no, sicuramente bisogna lavorarci. Oggi il primo tempo secondo me dovevamo un paio di volte, quando hanno avuto le 2 occasioni, potevamo scivolare in maniera migliore, ci siamo fatti un po' sorprendere dalle 2 imbucate in zona centrale sullo scivolamento quando andava a rompere i culi su Muriel, e dobbiamo migliorare un po' di cose. Chiaramente ti manca ancora un giocatore come Osimhen, che insomma lo stiamo aspettando, e volevo sapere da te, Rino, quanto tempo bisogna ancora aspettarlo per rivederlo al top della condizione? Bisogna aspettarlo, perché dopo anche oggi il fatto di mettere i 2 attaccanti c'è stato un altro ragionamento. In questo momento farlo stare 2 volte in panchina, 2 partite di seguito, mentalmente potrà prendere anche una mazzata. È vero che oggi l'ho visto un po' meglio, l'ho visto un po' più attivo, è sicuramente un giocatore che bisogna dargli minutaggio. È normale che quando gioca ogni 3 giorni
ci vuole gente che è pronta per battagliare e noi speriamo, perché Osimhen è un valore aggiunto per noi, come lo è Mertens, come lo è Petagna, e avere solo un attaccante oggi in condizione è difficile. Anche la scelta di non far partire Petagna dal primo minuto viene valutata anche in questo, è l'unico giocatore che abbiamo attaccante a disposizione, bisogna gestirlo bene, perché sennò se in questo momento perdiamo anche Petagna sarà un grande problema per noi. Rino, quanto è stato complicato preparare questa partita dopo il tuo sfogo più che legittimo di domenica scorsa? No, ma io non voglio più tornare a quello che ho detto, penso che in questo momento bisogna perdere energie alla squadra. Non è stata complicata per nulla, perché penso che in questo momento io ho il dovere e il diritto di essere un professionista, di fare le robe, prepararle bene, sia io che il mio staff. C'è stato uno sfogo e finisce là, basta. Prima ho detto al tuo collega che il prete la messa la dice una volta al giorno, io ho detto quello che devo dire e penso che in questo momento bisogna guardare avanti per il bene della squadra, per il bene del Napoli e dopo alla fine, perché oggi secondo me è giusto non parlarne più e guardare avanti. Ecco, è giusto non parlarne più perché poi gli impegni sono imminenti, però quanto ti è costato? No, non mi è costato nulla. Io ripeto, io non devo piacere a tutti, io voglio essere me stesso, nel bene e nel male. E penso che in questo momento ho sempre detto che qua ci sono persone fantastiche, lavorano persone fantastiche all'interno di questo club, mi trovo benissimo, dopo non tutti i giorni possono venire le ciambelle con il buco e ci può essere un giorno sì, un giorno down. È finita là, ho detto quello che devo dire, l'importante è guardare avanti e avere rispetto ogni giorno e dopo riuscire a fare le cose nel modo migliore. Impazzisco al solo pensiero, no? Di ascoltare critiche, soprattutto nei tuoi confronti, quando poi andiamo a vedere i risultati. Il Napoli è in corsa su tutti i campi, corsa in campionato, ma quello fa parte, in Coppa Italia, in Europa League. Fa parte del lavoro, fa parte anche di un periodo che in questo momento la gente sta a casa, guarda le partite, a computer, ci sta, non è un problema. E non si può piacere a tutti, l'importante è avere la coscienza a posto, lavorare con serietà e dopo nella vita non si può accontentare tutti, e ripeto, io e il mio staff siamo contenti di quello che stiamo facendo. Mi piacerebbe avere tutti i giocatori a disposizione e riuscire a fare quel tipo di calcio che piace a noi. In questo momento non ce l'abbiamo, ringrazio veramente con tutto il cuore, e non sono parole di circostanze ma è un dato di fatto, la mia squadra, perché mi sta dando veramente tanto. Il fatto di essere così in emergenza in attacco e saper soffrire e nei momenti di difficoltà fare 2 partite come abbiamo fatto oggi a livello caratteriale, secondo me bisogna dare grande merito a questa squadra, che è una squadra collegata, è una squadra che mi sta dando tanto. Bene. La situazione del quadro medico insieme. Poi Demme che ci ha fatto prendere Demme a posto, ci ho parlato, stava scherzando anche con i compagni, si è svegliato, c'ha la sua R moscia, ancora ce l'ha e sta benissimo. Lorenzo ha preso una vecchietta sul polpaccio e domani lo valutiamo. Fabio Ruiz, almeno te li dico tutti, Fabio Ruiz domani è il 21° giorno e penso che è ancora positivo, ma penso che da dopodomani può venire a Castelvolturno e fare allenamenti singoli, anzi domani farà un tampone, speriamo che sarà negativo, e Mertens prosegue ancora le terapie e il recupero in Belgio. Grazie e buona serata. Grazie, ciao.